Il liceo Flaminio di Vittorio Veneto non ha norme e per questo poco sicuro, a dirlo lo stesso sindaco che evidenzia come siano necessari interventi urgenti e strutturali. Beh, non è solo il liceo Flaminio a rischio, sono tante le scuole. Quella è una scuola afferente alla provincia. So che hanno fatto delle analisi, dei sondaggi e dovrebbero aprire il piano terra dell'ala che era stata chiusa, non ancora quella superiore. Lavori già avviati per la messa in sicurezza e rispondenti al piano antisismico anche in altri complessi del comune, dice il sindaco, a cominciare dalla scuola elementare. Ci siamo già attivati dall'inizio del nostro mandato sistemando una scuola elementare, un asilo lo stiamo facendo adesso, il Collodi, e per il 2017 è prevista un'altra scuola elementare, la scuola media Lorenzo da Ponte. L'appello per la messa in sicurezza delle scuole. Sarebbe importante avere degli aiuti da parte anche della Regione che dovrebbe rifinanziare quelle che sono le risorse provinciali in modo che le scuole superiori possano essere adeguatamente sistemate.